Si è consumato qui al pieno centro di Muggia, nello stabile alle mie spalle, il civico 3 di piazza Marconi, questo infanticidio. Una donna di 55 anni di origini ucraine ha sgozzato il figlio di 9 anni all'interno dell'appartamento, come detto, in pieno centro di Muggia, in piazza Marconi. Una dinamica che ha mandato in profonda tristezza la cittadina di Muggia, uno scoramento anche da parte del sindaco Paolo Polidori, un'incredulità per un gesto così efferato e così orribile ai danni di un piccolo di 9 anni conosciuto nella comunità muggesana. Il fatto è da ricercare all'interno di una situazione familiare delicata e per certi aspetti complessa. La donna era seguita dalle politiche sociali del comune di Muggia. L'allarme è scattato attorno alle 22 quando il padre, un uomo triestino di 58 anni, non riuscendo a contattare né il figlio Giovanni né la madre Olena Stasiuk, 55enne di origini ucraine, al momento della riconsegna prevista per le 21, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti delle volanti e del commissariato di Muggia, con l'aiuto dei vigili del fuoco, sono entrati nell'appartamento e hanno rinvenuto il corpo del bambino, che presentava ferite da arma da taglio al collo. La madre era in stato di shock e con tagli alle braccia, è stata soccorsa dai sanitari e portata all'ospedale di Cattinara. Le prime indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica e condotte dalla squadra mobile con il supporto della polizia scientifica, hanno permesso di attribuire le responsabilità del gesto alla donna, che avrebbe tentato anche di togliersi la vita. Il nucleo familiare, come confermato dalla questura, era seguito da anni dai servizi sociali del comune di Muggia. Una storia di quelle che mai si penserebbe che finisse in questo modo. Avevo parlato subito stamattina, abbiamo già avuto una riunione con i servizi sociali e quindi una situazione seguita ma non drammatica, per cui anche loro sono rimasti assolutamente spiazzati da questo dramma. Purtroppo una tragedia che ovviamente toccherà tantissime persone. Adesso ho detto subito, visto che la notizia sta andando avanti a una velocità impressionante, ovviamente di cercare di tamponare con i compagni di classe, con gli insegnanti, con il papà, e quindi cerchiamo di stare vicini il più possibile a chi ha bisogno in questo momento. La donna è in carcere in attesa delle valutazioni dell'autorità giudiziaria. Soltanto pochi giorni fa erano iniziati gli incontri definiti liberi tra la madre e il bimbo. In precedenza i due si vedevano in forma protetta alla presenza degli assistenti sociali. Superata questa prima fase si era deciso di acconsentire alla donna di stare con il figlio da sola. Giovanni era molto conosciuto nella cittadina